Peppe Di Fusco, lui è l'amministratore, o meglio il produttore del Salone Margherita, colui che ha scelto questo spettacolo puntando sull'autore e regista Angelo Roio Mirisciotti. Ebbene Peppe, allora innanzitutto ricordiamo i giorni al nostro pubblico, si aprirà questo palcoscenico in quali giorni? Il 20, 21 e 22 maggio prossimo, ovviamente, siamo ormai addirittura d'arrivo. Ricordiamo anche gli orari? Gli orari sono per il 20 e il 21 alle 20:30 e la domenica alle 18:30. Giustamente la pomeridiana. Senti, per acquistare i biglietti, perché già devono acquistarli assolutamente. Sì, assolutamente, acquistateli. Online c'è la possibilità di acquistarli tramite i siti riconosciuti, Etes, e ovviamente abbiamo anche la possibilità, abbiamo i numeri di telefono a cui riferirsi per l'eventuale vendita diretta. Quindi... Perfetto. Peppe, abbiamo parlato e ci ha spiegato benissimo Angelo tutto quello che succederà, con un'ambientazione storica naturalmente del 1929, un cast di tutto rispetto, vero? Eh sì, mi sono svenato perché ho trovato veramente degli artisti fantastici. Luciano Salvetti l'avete conosciuto, Alessia Moio, Umberto Del Prete che sarà il nostro Totò, tantissimi altri artisti, Roberta Nasti, Elena Luciano, Ermete, Ercolano, Raffaele Virz, Rosario Sannino. Abbiamo un cast veramente eccezionale. E poi c'è tutto, c'è chi canta, c'è chi suona, chi recita, è tutto il Salone Margherita, e quindi assolutamente vi aspettiamo amici in città, numerosi. Teatro Troisi, ricordate, i giorni 20, 21 e 22 maggio potete scegliere, l'importante è venire a teatro. Che bello, siete una compagnia bellissima Peppe, in bocca al lupo davvero, di cuore da parte mia. Crepi il lupo. Persona, perché sta città